Dopo la cerimonia del 4 novembre, svoltasi in piazza Bonfiglio, nella vicina piazza Cavour si è proceduto alla consegna di 10 onorificenze al merito della Repubblica Italiana, conferite ad altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti, consegnati dal prefetto di Agrigento e varie autorità locali e provinciali. Questo l'elenco degli insigniti e le varie motivazioni. Dottor Raffaele Castaldo, vice sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento. Salvatore Castellano, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nelle funzioni di direttore di 3 unità operative. Al maresciallo maggiore Alfonso David Contraffatto, che presta servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1994 e allo Stato è comandante della stazione dei Carabinieri di Castrofilippo. A Salvatore Galanti, pianista da oltre 15 anni, che riveste un ruolo di grande importanza nella vita culturale di questa città. A Giuseppe Migliore, console provinciale della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro di Agrigento. A Salvatore Milia, imprenditore, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Milia SRL, con sede a Favara, un'azienda che opera nel settore dell'arredamento. Ad Antonio Mancuso, imprenditore che sin da giovane età presta la propria attività nell'azienda di famiglia, della quale diventa socio. A seguito dell'ampliamento della stessa ricopre la carica di presidente del CDA e dal 2021 è presidente della Mancuso Holding. A Salvatore Albano, alle dipendenze della Italcementi SPA fino al 2019, data del pensionamento. Al maresciallo maggiore Armando Manzo, che presta servizio nell'Arma dei Carabinieri sin dal 1994 e allo Stato è comandante della sezione dei Carabinieri di Raffadali. Per il lodevole servizio gli sono stati conferiti numerosi apprezzamenti. Un'onorificenza è andata anche a una donna, Giuseppa Rita Milazzo, un'imprenditrice di Campobello di Licata.